sociale per trovare delle soluzioni collettive ai problemi. Grazie. Però mi stavi dicendo, la prima era il tema dell'Europa. Forse direi di fare quella della socialdemocrazia dopo quella di Trump. Vabbè, perché come discorso forse non va meglio. La minora.
Eccoci, grazie. Grazie a voi per essere qui. Abbiamo voluto cominciare con questa dedica a Zygmunt Bauman, alla sua capacità di dare nome e anche ragioni ad alcuni dei grandi cambiamenti della società di questa epoca, e abbiamo anche voluto ricordarlo perché ci ha regalato una grande occasione lo scorso anno, chiudendo la terza edizione del Future Forum. Cominciamo oggi la quarta, la vogliamo cominciare con un prologo che abbiamo chiesto a Luca Massida, che ripercorre una sorta di brevissima storia del futuro, il cui titolo è Tempo di crisi, spazi di innovazione. Luca Massida. Buon pomeriggio a tutti e grazie mille agli organizzatori e a Renato Guaglia per avermi invitato. Per me è un privilegio, oltre che una responsabilità, aprire questa edizione del Future Forum, quindi grazie. Cominciamo dal titolo dell'edizione di quest'anno, del 2017, ripartire. Ci sono diversi modi in cui si può interpretare l'idea di ripartire. Quello immediato è pensarlo come un concetto orientato al futuro. Rimettiamoci in moto, rimettiamoci in cammino. In realtà io proverò a darne una lettura invece orientata al passato. Cioè, riavvolgiamo il nastro, facciamo un passo indietro. Vediamo in quella scia di crisi, no, che evocava Bauman in uno dei video che è passati, quando il sistema si è trovato ad affrontare una crisi strutturale, quali anticorpi ha provato a sviluppare per uscirne, e ne è uscito sempre. Su questo l'ottimismo di Bauman in qualche modo è assolutamente giustificato. Poi ci sarebbe anche una terza idea di ripartire che ho sentito in una delle presentazioni, la rievocava Renato Guaglia, che è l'idea di ridistribuire, ripartire le risorse in un modo differente. Questo è una terza accezione del concetto, se ci riesco riprenderò proprio a conclusione dell'intervento. Ok. Per prima cosa, avendo una prospettiva storica sul passato, dichiaro in qualche modo qual è il mio punto di vista. Io qui sono totalmente d'accordo con la breve storia del futuro di Attali. La storia che mi interessa ripercorrere, la bobina che provo a mandare indietro, è una storia capitalista sostanzialmente, è la storia del mercato. E se è una storia capitalista, quella che mi interessa, ovviamente il primo frame, la prima cornice che mi serve, la prima prospettiva non può che arrivare dal mondo dell'economia. È un classico, è scontato, però per tracciare quella scia di crisi appunto di cui parlava Bauman e che è perfettamente rappresentata, partiamo dall'idea delle onde lunghe di Kondratiev. Cioè, storicamente gli ultimi 200 anni di capitalismo hanno visto un susseguirsi di momenti di depressione, momenti di crescita che si sono proposti con una certa regolarità. Per provare però a tirare fuori una lezione in qualche modo per il futuro da questo schema, abbiamo bisogno di provare a fare una correlazione, di metterla in relazione con qualcos'altro. L'idea è quella di metterla in relazione con i processi innovativi. Che rapporto c'è tra l'innovazione, i momenti di creazione dell'innovazione, la creatività e questo andamento, no, ciclico che è stato individuato da Kondratiev? Io arrivo dalla sociologia dei processi culturali, dalla mediologia, quindi per rimanere nella mia comfort zone in qualche modo parto dal tipo di innovazione che è legata ai mezzi di comunicazione. In un testo di qualche anno fa, Media Storia, Peppino Ortoleva individuava nella storia della mediologia dei momenti che lui definiva esplosivi, in cui si creava innovazione nel campo dei media, e dei momenti riflessivi, in cui questa innovazione in qualche modo veniva presentata alla cassa e messa a regime e si cominciava a guadagnare su quei meccanismi innovativi. Andrea Miconi, che è un sociologo della IULM, ha provato a mettere in correlazione questa idea di un alternarsi di momenti esplosivi e momenti riflessivi proprio con le onde lunghe di Kondratiev. Quello che è venuto fuori è che i 4 momenti esplosivi nella storia delle tecnologie e dell'innovazione legata ai mezzi di comunicazione individuata da Ortoleva, che potete vedere nella slide, corrispondono più o meno alla perfezione con i momenti di depressione delle curve di Kondratiev.
In sostanza, che cosa significa? Significa quando il sistema è in crisi investe in qualche modo nei processi creativi, cioè si arrovella il cervello per provare a trovare delle nuove soluzioni che riusciranno in qualche modo ad accompagnarlo al di fuori del tunnel. Questo già Kondratiev l'aveva individuato e vale anche per tecnologie, diciamo, strutturali e non innovazioni strutturali e non sovrastrutturali come quelle dei media. Qui le cose sono un po' più complicate, però la periodizzazione in momenti riflessivi ed esplosivi di Otto Leva continua sostanzialmente a funzionare. 1830-40, 75-95, 1920-35 e l'ultimo periodo. Qui nelle prime tre fasi sostanzialmente vedete alcuni dei grandi protagonisti della storia industriale del sistema occidentale degli ultimi 200 anni. La particolarità, l'anomalia dell'ultimo periodo è che in qualche modo quella che era sovrastruttura nella slide precedente, cioè l'innovazione mediale, è rimasta tale nell'ultimo periodo esplosivo, quello 75-90, perché in qualche modo è diventata struttura, cioè è l'innovazione nei mezzi di comunicazione nell'ultimo periodo esplosivo, l'innovazione dell'informazione che in qualche modo ha la leadership all'interno del campo innovativo. Questo lo dice benissimo Castells, no, nella sua trilogia della Network Society, quando dice per la prima volta in questo momento abbiamo che l'informazione, la conoscenza scientifica, il sapere esperto non serve per produrre capi d'abbigliamento, per mettere in moto un'automobile, ma serve per produrre altra informazione, altra conoscenza. Quindi quella che era un input in qualche modo adesso è anche l'output del processo innovativo, vale a dire l'informazione. Però io sono un sociologo urbano, sono arrivato adesso, sono qui come sociologo urbano, quindi ho bisogno in qualche modo di inserire la variabile spazio in questa equazione e lo faccio appoggiandomi a un altro gigante della storia di lungo periodo che è Arrighi e alla sua opera sul lungo XX secolo. Allora, se incrociamo queste due prospettive storiche, vediamo che i 5 cicli di Kondratiev che coprono gli ultimi 200 anni corrispondono alla perfezione sostanzialmente con le ultime due egemonie, gli ultimi due cicli sistemici di accumulazioni individuati da Giovanni Arrighi nella sua storia di lungo periodo del capitalismo, vale a dire l'egemonia della Gran Bretagna, che lui chiama imperialismo del libero scambio, e l'egemonia degli Stati Uniti d'America, quello del periodo del consumismo di massa. Qui viene fuori un'altra indicazione interessante, se continuiamo a giocare sulla correlazione con momenti esplosivi e momenti riflessivi dell'innovazione tecnologica. Vale a dire, quasi sempre, in 3 casi su 4, il momento esplosivo corrisponde a quelle fasi che Arrighi ha definito di caos sistemico, vale a dire i momenti che vanno dalla crisi spia di una egemonia alla sua crisi terminale. La fase di transizione, in qualche modo, tra due diverse egemonie è la fase di un caos sistemico e in quel caos, in quel disordine, in quell'effervescenza, in qualche modo si moltiplica l'opportunità di sviluppare innovazione. Ora, per capire però come la Gran Bretagna ha costruito la sua egemonia, dobbiamo fare un piccolo passo indietro a questo punto, proprio in virtù di quello che ci siamo detti, e andare a vedere la fase di crisi dell'egemonia precedente a quella della Gran Bretagna, vale a dire la crisi dell'egemonia olandese, più o meno 1740-1789, perché è qui che la Gran Bretagna in qualche modo pone le basi tecnologiche del suo dominio successivo e in qualche modo, passatemi il termine, anche se è una forzatura, si inventa la rivoluzione industriale. Filatoio meccanico, macchina a vapore, il primo ponte di ferro, il telaio meccanico e la prima locomotiva che nel 1803 girava per Londra. C'è un altro fattore però che dobbiamo prendere in considerazione se vogliamo capire perché in quel momento storico la Gran Bretagna è stata così capace di generare innovazione, ed è il fattore urbano. C'è una sorta di affordance, di affinità elettiva tra l'innovazione e la metropoli, la città e gli spazi urbani. Se Londra ha potuto sviluppare quelle innovazioni in quel particolare momento storico non era solo perché aveva fiutato in qualche modo la crisi del regime dell'egemonia olandese, ma anche perché aveva vissuto in quegli anni un processo di straordinaria crescita dal punto di vista del suo tessuto urbano, a Londra e nelle altre grandi città del nord. In particolare Londra, tra il 1700 e il 1811 compie definitivamente in qualche modo la sua mutazione che la trasforma da grande città a metropoli industriale, rompendo quella barriera simbolica ma significativa che è data dal 1 milione di abitanti.
Però ad essere importante non è soltanto il cuore urbano di un'egemonia, ma anche la competizione interurbana che arriva da altri centri del sistema economico o dalla periferia del sistema economico. In qualche modo, dice Attali, no, in Breve storia del futuro, una volta che sei diventato cuore del sistema, smetti di innovare, smetti di inventare e ti preoccupi in qualche modo di mettere a regime le innovazioni che hai sviluppato nel periodo precedente. Allora, in questo momento l'innovazione dagli spazi urbani non arriva quasi mai direttamente da Londra, ma arriva da Parigi, che non a caso vive con qualche anno di ritardo, ma un processo molto simile, per certi versi più irruento, perché più irregolare, di crescita urbana. Queste sono alcune invenzioni, no? In qualche modo la coda lunga degli ultimi strascichi della creatività della Gran Bretagna, e questo invece come Parigi e la Francia provano a rivendicare un ruolo centrale di leadership nell'innovazione, un'innovazione che per quanto riguarda Parigi è molto spesso limitata o comunque circoscritta all'ambito culturale. È così nelle arti. E perché Parigi è più creativa in qualche modo da un punto di vista culturale di Londra in questi anni? Perché il suo territorio metropolitano è più caotico, è più disordinato, si crea quella situazione da margine del caos, la chiama Langdon, quella situazione di densità liquida, la definisce Stephen Johnson, che favorisce in qualche modo l'innovazione. Le acque di Londra sostanzialmente dopo la metà dell'Ottocento cominciano a calmarsi e quindi non è più un ambiente, è un po' stagnante, non è più favorevole all'innovazione culturale. Parigi continua a essere per tutto l'Ottocento un fiume in tempesta e rimane, come dice Walter Benjamin, la capitale sostanzialmente del XIX secolo, o la Hollywood del 1800, come ha scritto Franco Moretti. E poi arriva un altro soggetto che in qualche modo prova a rivendicare un'egemonia culturale sul sistema, che è la Germania, nel momento in cui diventa Stato-nazione, e quindi si calmano un po' le acque tra gli anni 70 dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, prima di riprecipitare in un baratro in qualche modo politico drammatico, prova a rivendicare un ruolo di leadership culturale, ma non soltanto culturale, come vedremo tra poco. Ora torniamo alla nostra equazione, a Kondratiev, Ortoleva e Arrighi, e andiamo a vedere che succede quando va in crisi l'egemonia della Gran Bretagna. La crisi spia è del 1873, cominciano quei 20 anni e passa di Long Depression. Nell'ecosistema del capitalismo occidentale cominciano a fiutare, no, che il leader è in difficoltà e ci sono vari pretendenti al trono. C'è la Francia che rivendica la sua leadership culturale, come abbiamo visto c'è la Germania che è giovane, forte e fresca, ma c'è un terzo soggetto che probabilmente è più adatto e più adeguato, no, a raccogliere il testimone dalla Gran Bretagna, che sono gli Stati Uniti d'America. Però la Germania in qualche modo ci va molto vicina, perché sviluppa non soltanto quelle innovazioni culturali, ma anche alcune innovazioni scientifiche determinanti per il successivo sviluppo industriale, che è in gran parte legato per esempio all'industria automobilistica. Il motore e l'automobile sostanzialmente hanno la propria culla all'interno del territorio tedesco. Ed anche la chimica, che è un'altra scienza in qualche modo trasversale ai processi innovativi, in quel momento storico è terreno di caccia sostanzialmente degli scienziati tedeschi, che nei primi 30 anni del Novecento beccano 16 premi Nobel per la chimica, contro i 3 degli Stati Uniti d'America e i 6 rispettivamente di Inghilterra e Francia. Ma gli Stati Uniti in qualche modo sono troppo superiori da un punto di vista strutturale come pretendenti al trono per essere messi in discussione nella loro aspirazione dalla Germania o dalla Francia. Hanno una capacità inventiva, soprattutto in ambiti che poi determineranno una grande crescita dei consumi di massa. Soprattutto hanno una straordinaria capacità, che è tipica poi delle egemonie, di prendere dall'estero delle innovazioni e di metterle a regime. La catena di montaggio di Ford nel 1913 non fa altro sostanzialmente che mettere a regime e rendere sistema un processo innovativo che da un punto di vista teorico e da un punto di vista materiale era già sostanzialmente a disposizione del genere umano. L'altra cosa che rende gli Stati Uniti straordinariamente potenti in questo momento storico è che in qualche modo loro assorbono al loro interno la frontiera della competizione urbana. Il loro territorio, le dimensioni continentali della loro estensione fanno sì, per esempio, che la competizione tra città che genera innovazione sia tutta dentro i confini degli Stati Uniti d'America, o tutta no, ma prevalentemente riportata dentro il proprio
walled garden, direbbero oggi. New York ha una crescita, e peraltro gli Stati Uniti vivono un processo di urbanizzazione a dei ritmi che sono anche inediti rispetto a quelli straordinari registrati da Parigi e Londra nel periodo della rivoluzione industriale. New York passa da 60.000 a 3 milioni di abitanti, a 3 milioni e 400.000 abitanti nel giro di 100 anni, con un leggero sfasamento temporale. Chicago dal 1840 al 1940 passa addirittura dall'essere un villaggio, un paesino di 4.000 abitanti, a rompere anche lei il muro dei 3 milioni di abitanti. E questo regala innovazione all'economia americana. Per esempio Chicago regala all'America la sua struttura più rappresentativa da un punto di vista abitativo, il grattacielo, 1886 col Home Insurance Building delle Baron Jenny, e in qualche modo il prodromo della catena di montaggio nel mattatoio. Che succede? Ora arriviamo rapidamente alla contemporaneità. Quello che abbiamo imparato dalle lezioni precedenti ci serve per capire quello che succede nel momento in cui va in crisi l'economia americana? In parte sì e in parte no. Ci sono delle innovazioni che sono tutte in qualche modo attinenti al mondo dell'informatica, alla rivoluzione dell'informazione e alle reti di comunicazione e dei linguaggi digitali. Però c'è qualcosa in qualche modo che non torna in quest'ultimo passaggio di egemonie, quello degli Stati Uniti a un altro soggetto. Crisi spia, 1973, comincia il periodo di caos sistemico, dovrebbe arrivare un nuovo sceriffo in città. Questo sceriffo non si capisce chi è per la prima volta della storia del capitalismo, perché il Giappone è diventato il banchiere del mondo, ma non ha le risorse politico-militari e culturali per essere credibili. Allora Arrighi che dice: forse il sistema è giunto al suo limite massimo, cioè non ci può essere un'egemonia che porti al di là dei limiti raggiunti dall'America nella seconda metà del Novecento il sistema capitalistico. E allora che succede? Succede che si apre una stagione di caos sistematico senza via d'uscita, oppure, dice Arrighi, il sistema potrebbe essere tentato di fare un passo avanti e quindi di immaginare un nuovo modello di governance del capitalismo mondiale, o di fare un passo indietro e quindi tornare a forme moderne o addirittura premoderne di gestione del potere e della guerra. Qui in qualche modo alcuni eventi politici degli ultimi mesi mettono un po' in guardia da questa prospettiva drammatica individuata da Arrighi. Chiudo. Qual è il problema? Qual è la grande anomalia di questo momento storico? È che c'è un grande deficit politico. Quando entra in crisi l'Olanda e arriva la Gran Bretagna, e quando la Gran Bretagna subisce la sua crisi e deve a sua volta uscirne fuori, rimettere in moto il sistema, o quando lo deve fare gli Stati Uniti dopo la Grande Depressione degli anni 20 del Novecento, sostanzialmente si produce innovazione, ma il momento determinante è chi poi va alla cassa a raccogliere i dividendi e a ridistribuire i dividendi di quell'innovazione, perché l'innovazione, dal punto di vista della produzione dell'innovazione, non c'è stata nessuna anomalia, l'innovazione è arrivata e in modo straordinario, microprocessore, internet, telefono cellulare e via dicendo. Il problema è chi è che è andato nel momento, chi governa quello che Ottoleva avrebbe definito il momento riflessivo a questo punto? Qual è il soggetto politico che ha il compito di governare il momento riflessivo? E qui le cose sostanzialmente si complicano. Però c'è anche un fattore, fino a questo momento è sempre stato un balletto a due, un passo a due. Si può discutere se guidava il capitale o guidava lo Stato nazionale o guidava la politica, però erano tutti e due coinvolti nel momento di ridistribuire i dividendi nei periodi riflessivi. Oggi sembra mancare proprio la politica. Però c'è anche un fattore positivo nella situazione contemporanea, il fatto che nella contemporaneità ci sono una straordinaria opportunità per uscire dalla crisi, perché gli spazi privilegiati che producono innovazione, che sono la città, che sono le reti, non sono mai stati, come nell'epoca contemporanea, così in qualche modo effervescenti. Allora, la cosa interessante su cui chiudo, riprendendo il Bauman che abbiamo visto nel video poco fa, è che quelle tre sensibilità che Bauman vedeva come necessarie per rapportarsi all'immigrato, allo straniero, all'altro, informalità, apertura, cooperazione, sono esattamente le tre sensibilità che servono per agevolare e incrementare l'innovazione. E l'innovazione, storicamente, ti porta fuori dalla crisi. Grazie a Massida per questo prologo.
Ora andremo a inaugurare, ad aprire questa quarta edizione di Future Forum. Invito il Presidente della Camera di Commercio Gianni D'Apozzo ad accomodarsi insieme all'assessore regionale Santoro, al rettore De Toni e al sindaco di Udine Furio Onsel. Ringrazio tutti e quattro per essere qui con noi sulla scena che vedrà poi concretizzarsi e svilupparsi tutti i dibattiti che da qui al 18 di febbraio animeranno questi 5 giorni dedicati al futuro. Presidente D'Apozzo, devo passarle a mano il microfono. Grazie, buongiorno a tutti, un saluto alle autorità, a tutti gli amici di Future Forum. Grazie mitico rettore, assessore Santoro. So che la Presidente Serracchiani ci porta il suo saluto, grazie Sindaco Onsel. È anche un po' un'emozione, siamo arrivati, no Renato, alla quarta edizione di un percorso che quando lo abbiamo ideato appunto 4 anni fa ci davano un po' per matti, perché ci eravamo prefissati, Camera di Commercio, ente pubblico che fa certificati, che fa attività per le imprese, che porta le imprese all'estero, di andare a occuparci di uno spazio, all'interno di uno spazio dove forse in pochi ancora 4 anni fa si soffermavano, è quello di andare a parlare di futuro, visione non solo nell'economia ma nel welfare, nei sistemi sociali, nel mondo della scuola, nel termine più completo e più complesso. E in questa quarta edizione, dove ci sono per una settimana moltissimi interventi con degli interlocutori che provengono un po' da tutto il mondo, oltre che chiaramente con dei riferimenti istituzionali ed economici del nostro territorio, vogliamo andare ad parlare di quello che è un concetto che già all'inizio è stato ripreso, ripartire. Ripartire ha tanti significati, ha tante sfaccettature. Per la Camera di Commercio il primo significato è ripartire con l'economia. A me ha fatto dispiacere vedere Moscovici quando era un giorno, 2 giorni fa, con alle spalle la carta geografica dell'Europa e la rappresentazione in blu scuro dell'Italia come paese con la più bassa crescita in Europa, paese che tutti noi amiamo, che conosciamo le sue potenzialità, che noi che abbiamo l'onere e l'onore di seguire la Camera di Commercio sappiamo che anche sul nostro territorio tantissimi piccoli, medi e grandi imprenditori con l'innovazione, con la capacità di internazionalizzarsi sono degli assi vincenti, eppure in questa carta geografica eravamo raffigurati con il blu scuro, gli ultimi. A me non ha fatto piacere 10 giorni fa vedere quelli che sono i dati di Unioncamere riferiti al 2016, divisi per regione, delle imprese che nascono e delle imprese che cessano, ed eravamo gli ultimi. La gran parte delle regioni cominciano ad avere più imprese che nascono rispetto a quelle che chiudono. Noi siamo ancora con un dato negativo e questo come sistema, classe dirigente, che sia politica, che sia del mondo economico, che sia del mondo sindacale, che sia del mondo della cultura, che sia del mondo della società, non ci fa piacere, perché se non c'è economia, se non c'è crescita, se non c'è nascita di nuove imprese, se non ci sono i nostri giovani che aprono attività nell'agricoltura, nel commercio, nell'artigianato, dove diavolo vuoi, questo non può rappresentare chiaramente un futuro proattivo anche per una regione piccola come la nostra. Ma questo termine ripartire ha anche dei significati
molto più ampi che esulano da quello di ripartire in senso economico, ripartire anche con il peso di indirizzare, quindi come classe dirigente, dove nessuno può chiamarsi fuori e nessuno può additare ad altri solamente le colpe e basta. Come classe dirigente abbiamo il compito di impegnarci e di ripartire in un contesto dove non c'è più l'uomo solo al comando. Vediamo che anche nella macropolitica europea e internazionale c'è questa tentazione, ma non credo che sia la strada corretta. Ripartire vuol dire mettersi insieme, quelle che sono le persone che nei vari settori hanno una visione e che vogliono impegnarsi affinché un paese o anche una regione, un territorio come quello nostro friulano possa individuare un percorso che sarà sicuramente diverso da quello del passato, ma un percorso che deve vedere crescita economica, crescita sociale e soprattutto prospettive per i nostri giovani ragazzi. Troppi ragazzi ce li ritroviamo all'estero, in paesi lontani, pur anche con affermazioni che mi hanno molto offeso personalmente, avendo io 2 figli che lavorano all'estero in paesi molto lontani, da parte di pseudo ministri al governo. Ripartire anche le risorse, questo è stato detto prima. La globalizzazione ha portato dei benefici in alcune aree del pianeta, però è indubbio, e questo è riconosciuto ormai sia dalle politiche occidentali di centrodestra che di centrosinistra, che la globalizzazione ha fortemente ridotto quello che è il ruolo del ceto medio, un ruolo che è sempre stato fondamentale nell'economia soprattutto dei paesi occidentali. Leggevo prima, arrivando, alcuni passaggi di quell'organizzazione, l'Oxfam. 8 persone detengono la ricchezza di 3 miliardi 750 milioni di persone. Ma ha senso questo? Ha senso. Con la share economy abbiamo delle compagnie, delle aziende che hanno delle patrimonializzazioni che sono molto più elevate di alcuni paesi, del PIL di alcuni paesi, ma non parliamo dei paesi in coda alle classifiche. E queste economie, in base anche ad un'analisi fatta dall'Ocse nel 2015, soprattutto le grandi multinazionali, questo dato era riferito all'Europa, pagano mediamente il 6% di tassazione, quindi praticamente non pagano nessuna tassazione rispetto a quella che è la loro potenzialità di patrimonializzazione, con un indice di dato occupazionale bassissimo. Sono tutti problemi nuovi, sono problemi che però ce li ritroviamo. Uno dei problemi, questo della fiscalità, lo affronteremo nei prossimi giorni con 2 importanti interlocutori. Quindi all'interno di questi cambiamenti che non sono governabili da processi territoriali locali, ma che sono decisamente dei processi sovranazionali, ma sui quali bisogna porre l'attenzione, perché poi la ricaduta è oggettivamente anche sui piccoli territori come la nostra regione, sul nostro territorio, sul nostro Friuli. Sono delle dinamiche sulle quali bisogna fare grande attenzione, sui quali la politica deve porre una grandissima attenzione, perché rappresentano i cardini per la costruzione chiaramente del nostro futuro. Concludo, noi abbiamo anticipato, Renato, se ti ricordi, queste tematiche con il giornalista Rampini, il giornalista di Repubblica a New York, che era presente
alle premiazioni di novembre, e lui ci aveva rimarcato che oltretutto erano i temi del suo ultimo libro, che due sono le grandi problematiche che, e lo dice da uomo riformista, che stanno impatteranno in modo certo non positivo sull'economia, soprattutto quelle economie avanzate, le economie occidentali: la globalizzazione e l'immigrazione. E se su questi temi non si riesce a trovare una risposta, le dinamiche le stiamo già percependo, Brexit, elezioni americane e quant'altro, rischiano veramente di disarticolare quello che è stato costruito soprattutto negli ultimi decenni. Grazie. Grazie. Assessore Maria Grazia Santoro. Beh, intanto un buon pomeriggio a tutti e grazie per questo Future Forum, che abbiamo già sentito come evochi una serie di scenari alle differenti grandezze che occupano tutto l'operare di ciascuno di noi. Nel senso che se oggi qui siamo anche a ricordare Bauman che ci ha lasciato, sappiamo che lui ha dato proprio il nome a questo nuovo mondo, a questa nuova sensazione di mondo. La sua frase più famosa è appunto che siamo immersi in un universo liquido, no? E quindi di difficile costrizione, di difficile incanalizzazione, ma anche che prende la forma del contenitore che lo contiene. Quindi il tema proprio di dare il nome alle cose, di cercare di definire questi cambiamenti che stiamo tutti registrando alle varie scale, alla scala appunto della globalizzazione, come i temi appunto dei grandi movimenti che soprattutto nella politica si stanno effettuando, e fino alla realtà regionale, alla realtà della nostra regione. Ripartire significa, mi piace molto l'idea, una delle definizioni che ha dato il professor Massida prima, cioè quella di fare un passo indietro per prendere la rincorsa, no? E quindi riflettere in primo luogo, cosa che credo che nella nostra regione si stia riflettendo, ma da almeno 4 anni, e qui vedo i consiglieri da Giao e Graton, ma anche il presidente del Consiglio regionale, su quali siano le esigenze di questa nuova modernità, le esigenze dei nostri cittadini, ma soprattutto quali siano gli elementi per descrivere questa nostra nuova realtà. E quindi anche gli indicatori, mi rivolgo agli statisti, mi rivolgo a chi si occupa di rilevazione dei dati, quali siano gli indicatori migliori per descrivere meglio il nostro mondo oggi. Probabilmente, se continuiamo ad usare degli occhiali del passato, rispetto a questa liquidità del nostro mondo non troveremo delle immagini nuove, viceversa dobbiamo cambiare occhiali, e questo in molte situazioni abbiamo cercato di fare, proprio cercando di anticipare quelle che sono le esigenze dei cittadini e quelle che sono appunto le azioni che a livello locale si possono fare. Abbiamo sentito parlare di innovazione, di come sembra che l'innovazione tecnologica degli ultimi anni non abbia avuto la stessa forza, diciamo così, regolatrice e ordinatrice che in passato ci sia stato. Beh, questo appunto è il tema della globalizzazione, ovvero quello da un lato di poter disporre tutti di un'accessibilità ai dati, un'accessibilità alle informazioni, ma dall'altro appunto forse di non avere adeguati occhiali per leggere e riconoscere quali di queste informazioni possano davvero essere rilevanti per l'operare, anche per l'operare politico.
Nella nostra regione, ripeto, stiamo affrontando questo tema del cambiamento attraverso differenti punti di vista, attraverso il punto di vista delle imprese, con importanti riforme nel settore industriale, attraverso il settore dell'organizzazione degli enti locali, attraverso appunto una riorganizzazione che sia più vicina ai cittadini e più razionale rispetto all'assetto anche istituzionale, una razionalizzazione che tenga conto dei nuovi bisogni dell'abitare, e mi ha fatto molto piacere vedere che c'è anche un tema che riguarda questo rapporto tra recupero, tra città, e abbiamo sentito quanto importante è il tema urbano, anche se evidentemente nei nostri contesti dobbiamo sempre stare molto attenti a parlare di urbanesimo, a parlare di grandi città, non perché i temi non siano quelli delle grandi città, ma forse perché nella nostra regione esiste un tessuto diffuso, qualitativo, sia edilizio che sociale, che forse negli esempi che siamo soliti guardare invece non esiste, e esistono invece grandissime differenze anche nelle città, grandissime differenze nei territori. Ecco, in questo senso la nostra regione parte avvantaggiata perché possiamo contare sulla nostra storia di autonomia, che ha messo al centro proprio il tema dell'appartenenza e il tema della qualità del sistema impresa, qualità del sistema innovazione, qualità del sistema consortile industriale, dando un valore aggiunto al tema della collaborazione tra le imprese, con le imprese e le istituzioni, che sicuramente va innovato, ma certamente non parte da zero. Ripartire dunque non come un punto a capo, ma come una continuazione di un dialogo e di un discorso tra appunto territori, imprese e istituzioni. Credo che appunto gli argomenti che saranno trattati in questa settimana di dibattiti arricchiranno sicuramente il nostro panorama di visione e di comprensione, con appunto l'auspicio che tutto questo poi ci aiuti ad avere una ricaduta sul nostro territorio regionale, perché se è vero che siamo all'interno di un'ottica di globalizzazione, è altrettanto vero che possiamo fare la differenza attraverso appunto questa collaborazione tra enti, istituzioni, cittadini e imprese, perché in molte situazioni, in molte questioni, certamente non nei macronumeri, certamente non nei macro data, ma in quelle situazioni di eccellenza, in quelle nicchie produttive, nicchie industriali, nicchie di sapere. Abbiamo anche il magnifico rettore qui con noi, che quindi sa a cosa mi riferisco, che possono davvero essere le scintille per questa ripartenza che forse dobbiamo guardare bene per capire se non stia già avvenendo sotto i nostri occhi, che magari hanno ancora questi occhiali vecchi. Certamente alcune sfide sono molto importanti e stanno catalizzando l'attenzione di tutti noi. Il tema dei migranti, come abbiamo sentito, e il tema delle diseguaglianze è sicuramente uno dei temi centrali che deve vederci solidali con l'Europa e solidali con tutto il resto degli Stati europei, proprio perché è un tema non di oggi e non di ieri, ma sarà davvero il tema di domani in tutte le nostre scelte trasversali. Per cui grazie per questa settimana di pensiero, di riflessione e di approfondimento appunto di questi importanti temi che riguardano la sfera di ciascuno di noi. Grazie. Grazie Assessore. Passerei il microfono al Sindaco Onsel. Quanto tempo? Mi fermo a lei, sì. Beh. Non mi permetterei mai. Beh, allora innanzitutto grazie ad Apozzo, al Presidente della Camera di Commercio, e grazie a Quaglia per questa quarta edizione, ma io li ringrazio anche per un concetto che ci hanno dato già, mi sembra, alla prima edizione, che mi sembra che però un pochino non è ancora, diciamo, sedimentato, ed è che il problema principale che abbiamo avuto in Friuli
no? E non è stato il declino, bensì il declinismo. No? Ecco, questo concetto per cui in qualche modo psicologicamente quando ci siamo visti in una situazione più negativa di quella nella quale eravamo, ovviamente più negativa di quella che eravamo in assoluto, ma non relativamente alle altre regioni europee. Ed è proprio da questo che io vorrei partire, anche perché per mestiere io tendo sempre a guardare il bicchiere, a vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, e penso che qui abbiamo che essere soddisfatti. Parto proprio dal tema dei profughi, ma insomma noi qui abbiamo avuto negli ultimi, c'è anche qui Sua Eccellenza il Prefetto, anche il Questore, abbiamo avuto negli ultimi 4 anni alcune, quasi 10.000 sono giunti qui passando attraverso l'Austria. Tutte persone non venendo dalla Slovenia, dalla Latvia, no, scartati dal resto d'Europa, no? E persone in condizioni anche molto difficili. Ebbene, non abbiamo di fatto avuto un vero problema di ordine pubblico, non abbiamo avuto un vero problema di tipo sanitario. Ebbene, è un motivo di soddisfazione. Guardate cosa è successo in tanti altri comuni e cittadine italiane o città italiane, passando da cos'era Sanremo, cioè su alla frontiera con la Svizzera. Una capacità di resilienza da parte del nostro tessuto veramente importante, è fatta anche di valori. Certamente adesso dobbiamo fare il passo in più di tutte queste persone, molte delle quali non è ben chiaro che progetto di vita abbiano, cioè che come possiamo gestirle in modo da avere qualche tipo di, sia per loro, ma ancora di più per noi, di beneficio e non soltanto di peso. Ebbene, questo era soltanto per citarne uno. Passiamo sul tema del commercio, ma qui c'è dietro di me l'assessore Venanzi, mi sembra, sì, l'ho visto. Noi l'anno scorso col progetto Pisus europeo abbiamo dato 2 milioni, no, con un bando per innovazione al tessuto commerciale del centro della città, quindi un'opportunità non indifferente. Voglio dire, è un risultato. Non so quante altre città hanno dato contributi così forti proprio per l'innovazione. Certo, poi ci stiamo logorando sul tema di chi appunto non vuole chiudere 150 metri di strada, no? Quando quasi tutte le città italiane hanno fatto delle isole pedonali. Ci stiamo logorando su quello, pretendendo che ci entrino i diesel, no? Che ben sappiamo che dal punto di vista sanitario sono anche molto dannosi, quando è da 3 anni che abbiamo dei progetti già avviati di macchine elettriche in car sharing che potrebbero veramente sostituire tutto quello che vogliamo, e lì purtroppo siamo un po' bloccati, però abbiamo messo colonnine elettriche da tante parti. Cioè io vedo su tutti i grandi fronti veramente tante occasioni e tante opportunità, però bisogna che collettivamente, come diceva giustamente anche l'assessore Santoro, anche il presidente, si giocasse molto su questa tripla elica, no? La tripla elica è quella delle istituzioni, del settore appunto dell'alta formazione e del settore poi imprenditoriale e innovativo, perché qui ci sono tutte le condizioni. Ve ne faccio un altro di esempi, anche perché ci hanno più volte chiamato ad Asti, qui non c'è l'assessore Pizza, perché il sindaco di Asti voleva assolutamente realizzare quello che abbiamo realizzato noi, che era questo sistema di cogenerazione all'ospedale, no? Impianto di cogenerazione con teleriscaldamento, impianto di cogenerazione al quale abbiamo collegato ovviamente l'ospedale, abbiamo collegato tutte le scuole, adesso stiamo per collegare tutte le scuole che erano della provincia, quando appena passano il comune le colleghiamo anche quelle al sistema di cogenerazione, i condomini, la piscina, l'università. E adesso Asti non ce la farà. Noi questo qui l'abbiamo fatto decollare col professor Nardin quando io ero rettore, poi sono dovuto diventare veramente sindaco per superare alcuni piccoli scogli, ed è partito, ed è qualche cosa che ci permette di essere tra le città più impegnate sul fronte anche dell'abbattimento delle emissioni di CO2 fossili, e davvero una città esempio
per la sua. Vi ricordo che il vantaggio della cogenerazione sta proprio che in Italia, rispetto all'energia primaria che viene usata per produrre energia elettrica, noi siamo dipendenti molto dal termico e quindi siamo in una condizione dove addirittura abbiamo un 40% di efficienza rispetto all'energia primaria, quindi con la cogenerazione riusciamo ad andare ben oltre il 60%, perché invece di disperdere il calore uno viene convogliato e mandato nei sistemi di teleriscaldamento. Dunque insomma sono esempi che effettivamente su 3 fronti anche molto molto critici che credo dimostrino come c'è una notevole vitalità, però bisogna esserne convinti. Allora ecco, io adesso direi un certo numero di cose che penso che bisognerebbe superare. Ieri abbiamo fatto finalmente la fusione dei grandi consorzi industriali, grazie appunto alla Regione. Io penso una delle grandi conquiste, meriti forse di questa gestione del regionale, della Serracchiani, proprio quella di aver portato quella che era una diciamo, polverizzazione di consorzi industriali a farne diciamo, quasi un unico gestore, che è questo che è ex ZIU. Finalmente forse abbiamo fatto l'ultimo passo e questo credo che sia un punto notevole, importante. Mi piacerebbe fare altrettanto sulla gestione dei rifiuti, no? Uno parla di economia circolare, quindi il problema anche dei rifiuti. E lì sono da 10 anni che cerco di fare questo gestore unico, però purtroppo ancora c'è troppo forse interesse particolare per poi alla fine con fiducia di entrare in questo gestore unico. Quindi io vedo, certo ci sono rispetto a quella che erano i grandi risultati di produttività del settore industriali maturi, ovviamente dopo la crisi del 2008-2009, dopo la globalizzazione ci troviamo molto peggio, perché tanti mestieri diciamo sono oggettivamente scomparsi, però io credo che anche facciamo dei risultati, cioè facciamo dei passaggi che vengono presi a modello quasi nel resto d'Italia, però dovremmo essere, io credo, un po' più fiduciosi, vedere un po' più il bicchiere mezzo pieno, un pochino di più rifiutare questa sorta appunto di negativismo o di declinismo. E non so, anche sulle aziende, io vengo spesso, no, si dice ma il lavoro... gli lavori pubblici, vi ricordo sì che effettivamente 4 anni fa noi spendevamo come Comune di Udine 24 milioni, no, immettevamo nel sistema di soldi per i lavori pubblici. L'anno scorso e tanto se siamo arrivati a 7 milioni. Però certo, questo cos'è? Il codice degli appalti, tutta una serie di problemi, però è anche il fatto che quando uno deve fare un lavoro pubblico, cari signori, cioè si trova delle aziende o delle ditte che hanno più avvocati di muratori. E allora alla fine cioè, non è neanche iniziato il lavoro che già hanno fatto delle riserve, cioè tutto il gioco sta andando forse in una direzione che non è quella della concretezza, ma è quella semmai del secondo livello, di giocare di sponda, di giocare di furbizia e forse come sistema paese dovremmo essere un pochino un po' più concreti. Vi dico l'ultima cosa, abbiamo fatto partire la gara per la pavimentazione in via Mercato Vecchio. Vabbè, uno dice pessima idea, tralasciamo. Abbiamo fatto partire la gara. Sapete qual è stato il risultato? Che ci sono immediatamente arrivate delle diffide dall'ANCE della regione perché non andava bene come era stata formulata la gara, e quindi il risultato immediato è stato vabbè dai, adesso cerchiamo di mettere a posto per non avere il ricorso al famigerato, come si chiama quello lì, cantone, sì, per non avere il ricorso a cantone, cioè cerchiamo di ritardo di un mese. Il problema è proprio questo, che forse se davvero questa tripla elica e questa voglia di fare venisse fatta, se tutti apprezzassero quello che viene fatto invece diciamo di enfatizzare soltanto quei dettagli che sono negativi, che inevitabilmente ci saranno sempre, io credo che avremmo quella carica in più, tenendo conto che forse dal mio punto di vista la principale debolezza del nostro sistema, e stando anche a quello che diceva Massena guardando un attimo i numeri, è proprio che noi siamo piccoli. Il tema è quello, noi siamo pochi.
no? Poche persone con un'età media anche abbastanza alta e con una, diciamo, capacità di attrazione molto alta, perché la qualità friulana è molto apprezzata, però lo vedo anche in tanti settori con scarsa capacità di attrarre in modo permanente, no? Molto, diciamo, cioè attraiamo ma non li leghiamo, ecco. Quindi in questo senso io ringrazio molto per questa settimana di dibattito, penso che sia molto importante, però voglio ribadire che sono soprattutto riconoscente a Friuli Future Forum perché mi ha insegnato una parola e un concetto che è quello che invito tutti a riflettere e a evitare, a sfuggire, che è quello, diciamo, di declinismo. Grazie. Grazie signor Sindaco, e ora chiude questi saluti e poi attendiamo l'intervento di Joan Subirat che dialogherà con Giacomo Russo Spena, sono già qui in sala con noi, il magnifico rettore Alberto Felice De Toni. Sia il rettore De Toni che il sindaco Onsel li ritroveremo, il rettore De Toni in una conversazione di giovedì 16 a parlare dei rapporti tra università, imprese e innovazione, e il sindaco ha già introdotto in realtà l'argomento a parlare di burocrazia insieme a Celotto e a Palma della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al sindaco Romolo di Gorizia. Rettore. Bene, grazie, ben trovati a tutti. Allora, complimenti ovviamente alla Camera di Commercio, al suo presidente, a Renato Quaglia, per questa edizione, quarta edizione del Friuli Future Forum. Io diciamo, sia come Ateneo ma anche come diciamo anche personalmente ho sempre sostenuto che il tema del futuro sia un tema su cui è opportuno ragionare. Vi ricordo che comunque che Camera di Commercio, Comune e Udine sono partner in un tavolo appunto che è Udine 2024, perché ovviamente non c'è soltanto questo evento ma abbiamo un percorso lungo tutto l'anno. E quando per la prima volta venne a parlare Quaglia di questo progetto, mi ricordo che mi disse che citò un autore famoso che diceva che non bisogna mai perdere di vista una buona crisi, ecco. Direi che la nostra, diciamo, più che una crisi appunto è una transizione. Siamo dentro questa grande transizione, lo diceva anche Bauman a un certo punto nella riflessione, siamo dentro una grande transizione e in effetti le onde che lui citano, la globalizzazione e l'immigrazione, sono onde che non riusciamo a chiudere con delle dighe o muri. Cioè noi dobbiamo, io lo dico sempre, fare come i surfisti, dobbiamo cogliere le onde e cercare di surfare sull'onda, che non è per niente banale, perché i surfisti più bravi poi sono capaci di scendere dalle onde che stanno arrivando e risalgono sulle successive, quindi sono onde che dobbiamo saper cavalcare e non è facile. Prima da Pozzo diceva che abbiamo pochissime persone dove sono concentrate tutta, diciamo, una gran parte della ricchezza, ma questo purtroppo è diciamo, il megatrend dell'economia. Cioè il megatrend non è la concorrenza perfetta tra le imprese, sono oligopoli e monopoli. Cioè se noi lasciamo liberi i mercati vanno sui monopoli e quindi o interviene la politica, l'antitrust nasce per questo, quindi se noi vogliamo cavalcare le onde, se vogliamo regolare i mercati abbiamo bisogno di più politica. Questo è il tema grosso. Il tema grosso è che o noi partiamo, ecco, allora, guardate che lo diceva anche Bauman, quando Bauman parla di dialogo, che cos'è? Il dialogo è l'aver preso atto che oggi il problema non è risolvibile e la politica cosa fa? Attiva un percorso, cioè la politica è l'arte di attivare una dinamica dove il confronto porta durante il percorso alla soluzione. La soluzione ex ante non c'è, bisogna trovarla. E quello che suggerisce Bauman, cioè il tema dell'apertura, il tema della cooperazione, cioè
io sono convinto che il successo nasca dalle alleanze e quindi ci vogliono dei patti tra le istituzioni, tra i territori, tra le categorie, tra le regioni, tra i partiti. Cioè noi non possiamo pensare di fare più politica senza attivare più patti. Quindi noi dobbiamo, attenzione, visto che parliamo sempre di autonomia, attenzione che spesso la declinazione è autarchia. Devo dirci la verità, tanta autonomia alla fine non ha reso quello che poteva, perché quando si traduce in autarchia, per cui non fai l'accordo sugli aeroporti, non fai l'accordo sui porti con le altre regioni, succede che le autonomie che sono necessarie per la risposta locale però non hanno le economie di scala di quelle interregionali. Quindi se noi non coniughiamo l'autonomia con la cooperazione, scivoliamo nell'autarchia. Io credo che sono le idee che cambiano il mondo e quindi questi incontri sono fondamentali perché dobbiamo ragionare sulle cose che stanno cambiando il mondo, però non possiamo perdere di vista le nostre vocazioni territoriali, cioè noi dobbiamo partire da quello che c'è, non da quello che non c'è. Noi dobbiamo partire da quello che c'è, immaginare quello che potrebbe esserci, creare dei percorsi e quindi sono importanti questi momenti di riflessione, perché dobbiamo chiarire che cosa siamo noi, che cosa sono altri territori per individuare possibili percorsi. Io voglio concludere ricordandovi che noi il 29 e il 30 giugno qui a Udine come università faremo il G7 dell'università, quindi oltre ad avere una cinquantina di rettori italiani che già l'anno scorso erano qua, ne avremo adesso una ventina dei rettori diciamo di tutto quanto il mondo, e ci siamo dati come tema un argomento che si chiama Education for All, cioè educazione per tutti. Noi l'abbiamo discusso in conferenze dei rettori, lo proponiamo a tutti i rettori perché noi crediamo che l'università, cioè l'istruzione, sia uno dei grandi motori insieme alla sanità e alla giustizia di tutta la cresta dei paesi. Però l'education, ad esempio in America, non è per all, è per pochi. Ecco. E noi crediamo che anche per far crescere l'economia dobbiamo aumentare i tassi di istruzione di tutti. Ecco. E il secondo sottotitolo del nostro incontro sarà lo sviluppo per un futuro sostenibile. Guarda caso c'è dentro la parola futuro e poi c'è il tema della sostenibilità, perché il tema della sostenibilità è il tema fondamentale. Noi stiamo consumando tutto, risorse sia diciamo dal petrolio alle foreste, cioè noi stiamo, ahimè, distruggendo tutto, quindi anche qua c'è bisogno di più politica. E quindi quello che voglio dire è che questi incontri sono anche importanti per creare nuove occasioni di riflessione e diciamo di percorsi. Voglio ricordare comunque che San Paolo diceva spes contra spem, e quindi ragazzi, anche se non c'è speranza, continuiamo a sperare. Grazie, arrivederci. Grazie anche al Rettore. Ora io invito i nostri rappresentanti a riaccomodarsi e chiamo qui sul palco Joan Subiraz e Giacomo Russo Spena. Abbiamo visto Joan nel video con Zygmunt Bauman e ora lo ascoltiamo direttamente, è arrivato da Barcellona oggi, e Giacomo Russo Spena lo ringraziamo di essere con noi un'altra volta e lo rincontreremo anche tra 2 giorni in un altro domani, in un altro dibattito e niente, vi auguro una buona conversazione. Beh, innanzitutto grazie per l'invito di essere qui alla seconda edizione del Future Forum, e io ho oggi l'onore e l'onere di dialogare e intervistare Joan Subiraz, un amico, un politologo